Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Il premio Città di Verona, che quest'anno giunge alla sua terza edizione, e noi qui abbiamo ospite colui che la seconda edizione l'ha vinta nella narrativa con fondo e sfondo Verona e il Veneto, che è Riccardo Vischioni, che è qui per presentarsi e presentarci la sua opera La coppia di Verona. Ma iniziamo subito, come piace a noi con gli ospiti, cercando di farlo sentire a suo agio all'interno di questo nostro salottino, chiedendo di presentarsi ai nostri radioascoltatori. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Vischioni, ho 42 anni e abito qui a Castelnuovo, dunque in provincia di Verona. Sono sposato, ho 2 bambini e lavoro presso una multinazionale come ingegnere meccanico, ma nel tempo libero fra i miei vari hobby ho appunto l'hobby della scrittura. Mi è sempre piaciuto scrivere libri, racconti di vario genere, dal fantastico ad ambientazioni riscontrabili nella realtà. E lei è l'autore di La coppia di Verona, una storia d'amore tormentata con suggestivi squarci su Verona durante l'intera narrazione, che poi l'ha portata al successo, no? Potendo vincere, attribuendogli il primo premio della sezione narrativa con sfondo Verona e il Veneto. È un libro bello perché non è soltanto narrativa, ma ci sono anche illustrazioni grafiche e soprattutto è una bella storia d'amore nella città che per antonomasia, no, è definita la città dell'amore. Ci racconta un po' la trama del suo La coppia di Verona? Certo che sì, l'opera narra la storia d'amore contemporanea sbocciata tra 2 ragazzi di nome Roberto e Giulia, che per assonanza ricordano i nomi di Giulietta e Romeo. Le iniziali soprattutto, sì, RG. Perfetto. E questi 2 ragazzi coetanei si sono conosciuti come dal caso in una delle tante feste sagre di paese. Tra loro inizialmente è nata una cristallina amicizia che in breve si è tramutata in una sincera storia d'amore. Questa storia d'amore si ambienta appunto prevalentemente nella nostra provincia e ne acquisisce alcuni scorci caratteristici, specialmente riscontrabili che hanno uno specchio nell'opera di Giulietta Romeo. E come i 2 protagonisti della tragedia del Vate inglese, questi 2 ragazzi sono traviati da una vicissitudine che minerà fortemente il loro sentimento. Sono 2 ragazzi, dunque nelle sfere emotive sono ancora abbastanza acerbi, saranno messi alla prova con una serie di vicissitudini, una serie di problemi, colpi di scena, tentazioni che porteranno la loro storia a molto in bilico. Solo nelle ultime pagine del libro scopriremo se effettivamente loro saranno in grado di rimettersi in gioco e ritornare assieme o se si lasceranno per sempre. Che lasciamo ovviamente non si svela alla curiosità del lettore. Ma possiamo dire che oltre alla traccia puramente narrativa il suo è un vero e proprio tributo alla città di Verona? Sì, effettivamente il mio racconto vuole essere un omaggio alla nostra città. Ne racconta alcuni aspetti caratteristici, ne fa vedere alcuni scorci magari non conosciuti, ne tira fuori alcune curiosità specialmente riscontrabili nell'opera di Giulietta Romeo, e spero che questo possa incuriosire ancora di più i lettori che vorranno cimentarsi. Certo. Sfogliando, come sto facendo io adesso, ci si imbatte, come avevo anticipato, in belle illustrazioni che danno assolutamente una completezza maggiore all'opera narrata. Ma sono sue le illustrazioni? Sì, sono mie, sono allo strego di bozzetti, diciamo, però credo che possano impreziosire bene l'opera e dare maggior gusto al lettore che voglia sfogliare quelle pagine. Ma c'è un motivo secondo lei che va oltre al fatto stesso di arricchire la narrazione con anche parti disegnate, no? Rappresentate graficamente,
o il voler dare ancora di più, molto probabilmente non solo all'abitante di Verona, ma a chiunque voglia frequentarla, questa città anche da turista, approfittare del suo testo per andare anche in luoghi che comunque sono narrazione vera e propria, no? All'interno del contesto libro. Beh, in effetti ho voluto citare quasi tutti i punti caratteristici del centro della città, tirandone fuori magari alcune caratteristiche architettoniche piuttosto che curiosità insite in alcuni luoghi particolari. Spero che possa essere anche un ausilio a chi vuole venire a visitare la nostra città. Sì, diventa un vero e proprio una sorta di guida a qualcosa di scritto, per cui di fantasioso, che va assolutamente letto con gli occhi della fantasia per immaginarsi gli sfondi, immaginarsi i dialoghi, ma lei dà un tributo e un contributo in più, dando anche l'immagine di questi luoghi. Il nostro ospite, Riccardo Vischioni, si è complimentato in quanto dice una canzone perfetta, azzeccatissima per il suo romanzo, il romanzo d'amore, con tema dominante, oltre che l'amore, la bellezza della città di Verona, e soprattutto questo tributo che gli appartiene, che è la vincita della categoria narrativa del secondo premio Città di Verona. Rete 2000. E riprendiamo qua in diretta dagli studi di Rete 2000 dallo Sporting di Verona, una grande location dove quest'estate si fanno di tutto, dal calcetto alla piscina. Tu lo fai un po' di sport? Certo. O vedi gli altri fare sport? Leggi il giornale? No, lo vedo in TV, lo faccio in TV. Va bene, continuiamo a parlare con Edizioni 03. Abbiamo qui in studio Riccardo Vischioni, l'autore di La coppia di Verona, che è il titolo che ha vinto la seconda edizione della città del premio letterario Città di Verona, organizzato e indetto da Edizioni 03, che è bene ricordare è in corso di accaparramento anche per questa terza edizione il materiale che sarà poi oggetto di esame. Questa terza edizione ha come incipit il presente, che più presente che mai, e il futuro è ancora tutto da giocare. Le sezioni a cui si può concorrere sono sempre inediti i testi, e devono essere narrativa, saggistica, poesia e racconto, ovviamente tutti in lingua italiana. In più c'è anche una nuova sezione, che è la saggistica sportiva, che va ad incrementare ulteriormente quello che è un cavallo di battaglia di Edizioni 03, quello di andare a scovare, oltre che autori di indubbia qualità, soprattutto storie di persone e personaggi che hanno comunque influenzato la nostra storia, i famosi eroi minori che non vanno assolutamente dimenticati, perché grazie alle loro gesta e ai loro significativi trionfi noi siamo quello che siamo, sia nella storia come nel giornalismo, come nello sport e quanto altro. E parlando di Riccardo Vischioni, mi viene naturale chiedergli quanto è stato emozionante ricevere il primo premio del concorso Città di Verona. Beh, di sicuro molto, e il fatto di aver preso il primo premio mi sprona a non demordere nella mia passione per la scrittura. Indubbiamente. Come giudica, visto che dobbiamo anche cercare di incuriosire, stimolare alla partecipazione, perché ci tengo io a questo concetto. Io non credo che si nasce scrittori, poeti oppure saggisti, ma è un percorso fatto di tappe, il più delle volte che partono da un tentativo, da una curiosità o da una sfida a se stessi. Molti invece non ci provano perché credono di non essere interessanti a farsi leggere, invece no. Il bello della cultura è che è aperta a tutti e tutti dovrebbero provarci. Ma come lo giudica lei il premio, e soprattutto l'editore Edizioni 03, che è così attento a queste dinamiche? Verona è la città dell'amore, Verona c'è Giulietta, c'è di tutto e di più, dai panettoni sull'amore fino ai fiori e chissà cos'altro. Mancava un premio culturale che con questa terza edizione, grazie a Edizioni 03, viene dato un risalto e un punto importante anche alla città di Verona.
Proprio come hai detto tu, secondo me mancava proprio questo premio letterario nella nostra città. È una finestra che dà la possibilità a possibili autori esordienti, come me, diciamo, di potersi mettere in gioco, di poter essere letti, di poter essere valutati, giudicati e in caso affermativo anche premiati, perché no? Così da poter avere uno slancio in più nella possibile carriera di scrittori. Per cui se qualcuno le chiedesse se vale la pena farlo o meno, qual è il suo incitamento che si sente di dare? Allora, io dico la verità, ho già provato anche in passato a mettermi in gioco con altre realtà editoriali, ma nella maggior parte dei casi, se non hai sponsor, se non sei conosciuto, se non hai follower, nessuno ti guarda. Certo. Edizioni 03 è stata la realtà che, sebbene io mi sia presentato come anonimo, mi ha voluto dare fiducia, mi ha voluto premiare, mi ha dato la possibilità di pubblicare senza spendere una lira questo mio libro e mi sta appoggiando anche nella promozione del libro stesso. Tengo a precisare che un po' di storia le conosco di altri, è uno di quei pochi premi, credo, in Italia che non è fatto di targhe, coppe e medaglie, perché quelle poi restano su un mobile e fanno bella mostra di sé, mentre invece questo è il caso oggettivo e proprio lampante, che la vittoria, comunque il prestigio o la qualità, il talento viene poi premiato con un'opera certa che è il libro, che, come nel suo caso, che poi diventa non più inedito ma diventa edito e vendibile o acquistabile su tutte le piattaforme online, in libreria, in qualsiasi altri contesti, e la inizia ha una carriera particolare, quella dell'autopromozione di se stesso, per cui con delle presentazioni, con delle opportunità di parlare dei suoi due protagonisti, che non restano più nel cassetto o all'interno di pagine di un libro, ma diventano storie per tutti. Questa credo che sia una gran bella cosa. Ma adesso parliamo un po' di Riccardo Vischioni oltre alla narrativa, per sapere un pochettino più di lui, perché poi ci si rapporta anche da parte di altri, molto spesso credono che una tipologia particolare di lavoro porti poi a poter fare lo scrittore piuttosto che il poeta, mentre invece io non credo, anche perché so il tuo mestiere e so che non c'ha niente a che vedere con la letteratura. Prego. Sì, a dire il vero, la realtà meccanica in cui vivo non mi ha mai aiutato nell'espormi, nel pormi, nello scenario della scrittura. A me è sempre piaciuto scrivere, lo faccio da quando ero più giovane, però se ti poni come io sono meccanico, difficilmente vieni messo in risalto o notato. Venendo da una scuola di ingegneria meccanica piuttosto che prima perito meccanico, sono sempre stato un po', tra virgolette, snobbato. Però se alla fine ci credi fino in fondo, se trovi dei contest come il premio letterario Città di Verona, in cui vieni preso proprio non per come ti presenti, ma per il racconto che presenti, la possibilità di ricevere un premio è vera, è reale, e io ne sono la prova. Un ingegnere, per cui una mentalità ben schematica, che si frappone poi alla fantasia della letteratura, invece non è così, cioè proprio a dimostrazione che è di tutti ed è per tutti, giusto? Chiunque abbia un sogno nel cassetto, io sprono a non tenerlo sempre nel cassetto, c'è il tempo maturo per tirarlo fuori. Io l'ho sfruttato con questo contest e ne sono felice. E non è un fatto bravo, non è neanche un fatto di DNA, perché ho tanti amici che scrivono. Io sono l'esempio più evidente, io ho scritto un po' di romanzi, però mamma e papà, per quanto fossero le persone più encomiabili e unici che io abbia mai conosciuto, erano due analfabeti, venivano la terza elementare, la quinta elementare, non mi hanno certamente inculcato l'idea di leggere per poi approfondire, ma è perché dentro di noi è qualcosa che si scatena, che cresce giorno dopo giorno, ed è una cosa bella. Riccardo, se dovesse sintetizzare in un unico aggettivo, comunque in un'unica frase, tutto il suo libro, come lo descriverebbe? Curiosità su Verona. Su Verona. In tutto, in un sipario che a 360 gradi prende la città in un periodo, un arco temporale di 365 giorni, perciò un anno.
All'interno del romanzo sono citate non solo località caratteristiche di Verona e specificate magari con qualche dettaglio, ma proprio vengono citati vari luoghi della città che possono anche incuriosire un possibile turista: il Monte Baldo, il Lago di Garda, piuttosto che altre zone. Di la verità, te lo vedi già, te lo immagini o lo fantastichi come un film? Detto fra noi, magari. Magari ci sta ascoltando un regista, si incuriosisce alla tua idea e soprattutto trova lo sprone giusto per farne di un film La coppia di Verona di Riccardo Vischioni. Edizioni 03, oltre ad aver premiato il tuo testo, per cui fatto diventare libro, una targa, i complimenti e gli applausi, ha seguito anche le fasi successive al premio vero e proprio, cioè alla presentazione dell'elaborato? Sì, mi stanno seguendo un po' in tutto e per tutto. Devo essere sincero, in passato ho già pubblicato con un'altra casa editrice, perché avevo vinto un premio letterario su racconti per bambini. Infatti lei ha debuttato con Storie per ragazzi, giusto? Sì, infatti ho avuto il vero coraggio di propormi alla nascita del mio primo figlio Davide, al quale ho dedicato un primo racconto per bambini, Il cane e la luna, e ho partecipato a un contest di una casa editrice bolognese, l'ho vinto e hanno pubblicato il mio racconto senza che sborsassi una lira. Hanno poi pubblicato anche un secondo racconto, Litigio, che ho dedicato a mia figlia Anita, e vabbè, anche un terzo dedicato a ragazzi, però non sono stato veramente seguito come mi sta seguendo Edizioni 03. Edizioni 03 ha seguito l'editing, ha controllato il mio testo, eventuali refusi, controllo su possibili errori di scrittura. Certo. Hanno aggiunto anche delle note ad esempio a parole scritte in dialetto, hanno scritto sotto la specifica tradotta tra virgolette in italiano Per renderlo leggibile nazionale, no? Sì. Giusto? E mi stanno seguendo un po' in tutto e per tutto e mi hanno portato anche qui in radio. Effettivamente di questo devo ringraziare loro, cosa che non ho mai avuto con la precedente casa editrice. Ecco, prima ero stato lasciato un po' allo sbando, adesso mi stanno seguendo, mi stanno aiutando, portandomi per mano verso un mondo che spero mi si potrà aprire, appunto quello della letteratura e scrittura. Per cui diciamolo che non si ferma alla semplice pubblicazione dell'opera, ma ha un seguito, ha una sua strada, un suo percorso ben stabilito, e ne è la conferma più evidente. Lei qui in radio non c'è nessun impegno suo, né economico né di qualsiasi natura contrattuale, se non quello di promuovere il più possibile qualcosa in cui Edizioni 03 ha creduto, ancora prima che diventasse elaborato da concorso. Proprio ha creduto perché è diventata poi l'opera vincitrice, e da parte sua perché poi la deve promuovere questa opera e deve assolutamente fare in modo che abbia una strada un po' più lunga di un concorso. Ecco perché poi, a differenza, come dicevo prima, di una coppa o di una medaglia, qui è molto più tangibile, no? Il premio raggiunto. Sì, anche perché Edizione 03 si è data disponibile nell'essere presente alle eventuali presentazioni che farò in un secondo momento. Essendo un'opera ambientata a Verona, in Verona e provincia, sto contattando anche vari enti locali che mi possono dare una mano nel promulgarla il più possibile. Certo. E Edizione 03 ha sempre detto: noi per ogni cosa ci siamo. Bello, è una cosa bella questa, no? Impegni di lavoro, impegni di famiglia, impegni di presentazione ed altro. Siamo già impegnati anche con la stesura di un nuovo elaborato, sperando questa volta di non doverlo pubblicare solo se si vince un concorso. Beh, come già detto, io ho sempre avuto la passione per la scrittura. Racconti nel cassetto ne ho, ne sto affinando altri e per il momento mi voglio dedicare a promuovere il più possibile l'opera appena pubblicata. È nuovo di zecca, no? Ecco, appunto, però nel futuro spero si possa andare oltre. Bene, per cui non è un'esperienza fine a se stessa, ma è soltanto una porta che si è aperta, un corridoio che porterà in altre stanze, e questo è anche l'augurio che le faccio, e le fa tutta Edizioni 03 e anche Rete 2000. Siamo ai saluti e le lascio lo spazio per incuriosire i radioascoltatori alla lettura di La coppia di Verona. Cosa dire di più? Io spero che quanto già detto possa aver creato curiosità in chi ci sta ascoltando.
Se volete conoscere qualche altra curiosità, magari riportata sul mio libro, appunto, relativa a Verona, relativa alle figure di Giulietta Romeo, e volete conoscere come andrà a finire tra due innamorati della mia opera, vi sprono a leggere il mio libro. Perfetto, e noi ci accodiamo alla tua richiesta e alla tua voglia di far incuriosire l'ascoltatore in quella che è sicuramente una storia d'amore, per cui con tutti i suoi antefatti e misfatti, del tuo libro La coppia di Verona di Riccardo Vischioni, autore vincitore della seconda edizione di Premio Città di Verona nella categoria narrativa. Avete ascoltato Autori e letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03. Ha presentato Gianfranco Iovino.